Valutare l'incidenza sul territorio delle emissioni dovute alle attività dei porti utilizzando metodi comuni a tutti i paesi partecipanti per rilevare i dati e definire strategie di intervento condivise per ridurre l'inquinamento atmosferico da fonti portuali. Sono gli obiettivi del progetto Apice, finanziato dal programma europeo MED 2007-2013, al quale, insieme alla provincia di Genova e al Dipartimento di Fisica del capoluogo Ligure, partecipano le città portuali di Barcellona, Marsiglia, Venezia, Salonicco e altri partner. Le 5 città che partecipano sono tutte 5 città che hanno porti rilevanti nel bacino del Mediterraneo e hanno tutte queste città hanno delle problematiche piuttosto simili per quanto riguarda l'impatto sulla città delle attività portuali. Sotto la lente soprattutto l'andamento delle polveri sottili, il 10% del totale sono di origine portuale, e degli ossidi d'azoto, e anche gli studi preliminari elaborati dal Dipartimento di Fisica hanno fornito, con speciali marcatori per gli inquinanti, dati significativi al progetto. In particolare i traccianti vanadio e nichel sono tipici degli oli pesanti, quindi degli oli utilizzati dai combustibili, sono un tipico combustibile marino, il combustibile che utilizzano le navi, e le analisi fatte nelle stazioni ad esempio di Corso Firenze e di Vigili del Fuoco nel periodo estivo permettono addirittura di vedere, quasi di simulare l'orario di arrivo e partenza dei traghetti. Le campagne di monitoraggio sulle ricadute urbane delle emissioni portuali nel progetto Apice si incrociano con l'elaborazione di modelli scientifici che, sulla base delle misurazioni reali, simulano gli scenari futuri. Abbiamo utilizzato la postazione di Multedo, Corso Firenze e Bolzaneto per fare delle indagini molto specifiche soprattutto sul particolato e su altri inquinanti gassosi, per utilizzare questi dati ai fini di tarare il modello. E la chiave di volta è la piena realizzazione di una strategia europea comune per integrare nella moderna pianificazione dei porti, tema attualissimo per Genova, anche i risultati del modello definito all'Apice sulle ricadute ambientali delle trasformazioni previste. Ci ha permesso di mettere a punto un modello di simulazione degli inquinanti sulla città di Genova, così come sulle altre città coinvolte nel progetto, e di valutare in maniera abbastanza puntuale il contributo a questo inquinamento derivante ad esempio dallo stazionamento delle navi in porto.